Allora, oggi al nostro Hot Corner abbiamo un compositore, Giorgio Giampà, che domani alla Settimana della Critica, oggi probabilmente per chi vedrà questo video, giusto? Sì. Porta un film messicano che si chiama, 52 balene si incontrano nella spiaggia. ecco, un titolo corto, Cortissimo. esatto, 50 per gli amici. esatto, che però è un film messicano che tu hai realizzato durante il lockdown, è corretto? Totalmente, più o meno totalmente durante il lockdown. Cioè, tanto che tu hai visto il regista che si chiama, Jorge Cucci. esatto, l'hai visto 2 volte, anzi, e una era ieri. L'ho visto una volta prima di iniziare a lavorare perché ero in Messico, poi sono dovuto ritornare visto l'apocalisse che si è scatenata e abbiamo continuato a lavorare via WhatsApp praticamente. Ecco, noi questa intervista la facciamo perché vogliamo raccontare anche la mostra vista dal punto di vista di un compositore, perché attori, registi, produttori, però i compositori spesso non vengono tanto interrogati su questo. Com'è? Dicevamo appunto, tu domani vedrai per la prima volta in sala il film completo e dovrai accettare le scelte del regista, no? Perché alla fine è quello che si fa, tu ti siedi e potresti non avere, vabbè, non avere le musiche, no, sarebbe divertente, Quello sarebbe complicato. divertente però. No, però com'è? Ma no, Cioè tu devi accettare allora, quello che fa il certo, regista, ma non l'hai allora, visto. qui Confermi di non aver ancora visto il film. non ho visto il film completato. Non ho visto il film completato perché di solito magari si va al mix, sarei andato in Messico, sarei stato al mix, ma non si può fare in questo momento. Penso si debba un po' sfatare un mito e forse è interessante anche per i giovani colleghi che vogliono approcciare questo lavoro. Il compositore è un filmmaker, deve essere un filmmaker, deve essere parte del lavoro di narrazione del film Cioè, quindi che del processo creativo. sì, del processo creativo e del processo proprio di realizzazione del film. I direttori della fotografia raramente vedranno tutte le sequenze, tutti i take che loro considerano migliori montati nel film. Neanche Lubezki? Forse Lubezki. Forse... Nel senso che quelli di Lubezki sono tutti belli e quindi come pigli va tutto bene, poi c'è DiCaprio e quindi tutto a posto, però magari aveva delle altre preferenze. Io ho studiato anche direzione della fotografia, il mio maestro ha fatto Nostalgia di Tarkovsky, Beppe Lanci, e raccontava di come comunque, non nel caso di Tarkovsky ma in altri casi, non è che per forza tutte le cose che tu ritieni migliori vengono montate. Certo. Stesso discorso vale per la musica, noi siamo parte di questo circo, di questa narrazione e il regista viene considerato l'anticorpo di questo organismo che è la narrazione. Certo. Nel momento in cui, nel frattempo io ammazzo Sì. Zanzare, nel momento in cui il regista ritiene che una cosa sia migliore di un'altra, deve fare le sue scelte. E le Ma sue in questo caso, per esempio, scusa, il regista cosa ti ha chiesto? Delle cose specifiche o hai avuto carta bianca? Che in questo caso è carta blanca. carta blanca, sì, però o papel blanco. Beh, Però, esatto, sì, scusa. però anche questo concetto, allora, È un altro mito da è sfatare. un altro mito da sfatare, cioè, perché sennò poi la gente, penso a dei giovani che vogliono fare questo lavoro, pensano che se non non gli viene permesso di fare tutto quello che vogliono, è brutto, è una frustrazione, una cosa, ma qui bisogna trovare insieme delle idee comuni. Cioè, poi molte volte le tue idee vengono accettate, altre volte devi ascoltare le idee delle altre Certo. persone. Insomma, adesso Fai non- parte di un tutto, diciamo, sei un collettivo, se... questo è un lavoro di squadra come le squadre sportive. Certo. Bisogna conoscersi, bisogna poter fare il no-look passage come faceva Pirlo, bisogna capire dove si deve andare in un certo momento. Quindi il regista deve saper tenere in movimento tutti quanti e gli altri devono essere in movimento e sapere che si devono, chiamiamolo, sacrificare, quello che volete. Per me non è un sacrificio, io Certo, sono contento, anzi a volte mi trovo a lavorare con registi che hanno meno esperienza di me e magari non ci troviamo d'accordo su qualcosa. Non è una crisi non trovarsi d'accordo, capita tutti i giorni, ma anche se io ho fatto più lavori devo trovare quell'umiltà di dire questa persona, anche se ha fatto meno lavori di me, magari ha un'idea che io non sto capendo e devo mettermi a cercare di capire. Assolutamente. Senti, spiegaci com'è nato questo tuo rapporto col Messico, visto che ormai questo è già
non è il primo film che fai, No, è lavori il con secondo l'industria e messicana. mezzo, perché ne sto finendo adesso un altro. Il primo era Tiempo Compartido, Il primo era Tiempo Compartido. che è uscito il disco su Varel Sarabanda, che è uscito il disco su Pares Sarabanda, e questa etichetta che è discografica. una bella soddisfazione per uscire per Varel Sarabanda. È una grande soddisfazione, è stata una cosa molto molto E bella. com'è uscire su Varel Sarabanda? Bellissimo, nel senso hanno pubblicato. Hanno Sai, pubblicato anche il vinile? no, quello non l'hanno pubblicato, è stata un'uscita digital, ma io devo dire che sono un po' pro le uscite digital, perché essendo ecologista meno cose produciamo meglio è. Però al di là di questo è un'etichetta discografica gloriosa che ha pubblicato colonne sonore sì. gloriose recentemente Game of Thrones, precedentemente la Tutto, colonna sonora di sì. Ghost Rider di Desplat, alcuni lavori di Morricone, insomma è Sì. un'etichetta, insomma, 13 nomination agli Oscar, è un'etichetta Vabbè, è storica, è leggendaria. importante, è stato molto bello, e quello è stato il primo film messicano. Ho conosciuto il regista a un festival, il Festival di Locarno, dove avevo un cortometraggio svedese, perché a me piace lavorare un po'. E quindi sei andato in Messico passando dalla Svezia praticamente. Sono andato in Messico passando dalla Svezia, poi dal Messico adesso dovrei fare un film indiano, uno cinese, uno venezuelano. Veramente? Sì, Cioè indiano, cinese, venezuelano? un film indiano, un film cinese, un film venezuelano. Ma veramente? E veramente. No, è bello, è bello. Beh, questa è una grande cosa, perché io considero un gran privilegio poter lavorare a dei film di cui non capisco nulla della lingua. Quindi l'indiano, figurarsi, ma pure lo svedese. Ho fatto Certo, perché il linguaggio poi diventa quello 2 della- cortometraggi, un film in Svezia, non riuscirò mai a capirlo. Invece ho fatto un film russo, quello piano piano inizi a capire qualche cosa. Lo spagnolo piano piano si capisce. Però è un privilegio, ti sembra di viaggiare, certo. perché vedi cose. E soprattutto apri gli orizzonti, no? E cambi anche Sì. il suono, il tipo di suono anche. Anche. Senti, emozionato per domani? Sì, sempre emozionato, anche perché non ho visto il film e quindi sono curioso di sentire come suona tutte queste Esatto. cose da noi In tecnici. sala finalmente. In sala finalmente. Allora, noi ringraziamo Giorgio Giampà per essere stato all'Hot Corner, auguri per il film e ci vediamo su Facebook o Instagram o da qualche parte. Grazie a te, grazie a tutti, grazie per interessarti ai compositori, che insomma Che è una missione anche quella, È una perché missione. tanto qua... è una missione, penso che valga Però punti qui per carma. esempio a Venezia ne abbiamo visto il lavoro che ha fatto Gato Ciliegia contro il Gran Torino su 2 film, insomma ci sono tante Racce de Cartello su Padre Nostro, insomma ci sono tante cose da raccontare e noi proviamo a raccontarle.